Un colpo di sonno, forse un malore, potrebbero essere queste le cause del dramma. Non si spiegherebbe altrimenti come l'auto possa essere uscita di strada senza segni di frenate, incontrando sul suo cammino due alberi. Una nuova croce nel bollettino di guerra degli incidenti mortali in provincia di Venezia e un'altra giovanissima vita spezzata, quella di Valentina Menazza, 20 anni, di Musile di Piave, molto conosciuta in paese, figlia dell'ex sindaco di Musile, Walter Menazza. Una tragedia consumatasi in un attimo poco prima delle 16 a Romanziol, frazione di Noventa di Piave. La ragazza era alla guida della sua Fiat Punto e stava attraversando la strada che da Ponte di Piave porta a Noventa, una strada costellata di alberi, quando ha perso il controllo della vettura in corrispondenza di un curvone. Pochi metri l'auto si è scontrata contro due alberi, due impatti in sequenza che non le hanno lasciato scampo, scardinando la carrozzeria della Punto come se fosse burro. Il terribile impatto ha richiamato l'attenzione dei residenti atterriti e degli altri automobilisti che hanno assistito alla tremenda scena. Pur sotto shock hanno lanciato l'allarme al SUEM. Oltre ai sanitari sul posto sono giunti anche i carabinieri di Sandona di Piave e i vigili del fuoco, ma c'è stato poco da fare. La ragazza era morta praticamente sul colpo.